Buonasera, siamo a uno degli eventi principali di questa 13ª edizione del Filo Dolomiti, che ormai è diventato tradizionale perché è la terza volta che Larry Vianello ci fa l'onore di essere presente, forse il più grande maestro del fumetto italiano. Tu dici di no, ma io dico di sì. Collaboratore di Ugo Pratt, le storie di Corto Maltese, per cui c'è un percorso, una storia che viene da molto lontano. Nel suo lavoro ha illustrato molti libri, ha fatto molte mostre. Qui ci presenta la mostra e un libro, Mari del Sud. Lascio la parola al vicepresidente di Longarone Fiere che porta i saluti dell'ente Fiere e poi iniziamo. Grazie Franco. Quando gli parli insieme ti coinvolge veramente a 360 gradi nel suo mondo. Basta guardare un suo quadro, un suo acquerello, leggere i fumetti che ha fatto, che ti trasportano subito con la fantasia in un mondo di cose che ci colpiscono e rimangono dentro. Buona fiera a tutti. Bene, grazie vicepresidente Giorgio Bosa. Ogni storia che fa ha un percorso dietro, ha un momento di ricerca, c'è tutto un lavoro che viene fatto per poi essere, diciamo, concretizzato nelle immagini che poi vedete sia nel libro sia esposte. Buonasera, grazie di essere qua e ringrazio la Fiera per l'ospitalità, ringrazio Franco, come ha detto è diventata quasi una tradizione alla quale partecipo con estremo piacere, e quest'anno presentiamo questo lavoro che è sui mari del sud. Questo lavoro viene da un'idea che avevo da parecchio tempo, però avevo sempre una sorta di freno nel momento in cui raccontare i mari del sud dopo la più grande opera romantico-avventurosa del secolo scorso, che è la ballata del mare salato di Ugo Pratt, mi ha sempre fatto una sorta di freno andare a toccare un personaggio, andare a toccare un marinaio, toccare quei posti che lui aveva raccontato in maniera così straordinariamente bella e romantica. Poi alla fine sono passati 20 anni e ho deciso di riprendere questa mia idea d'avventura che è avventura pura, perché il protagonista, che conoscerete spero l'anno prossimo, quando uscirà la storia a fumetti, che uscirà adesso a fine aprile, uscirà la storia e il racconto a fumetti. Il percorso inverso doveva uscire prima doveva uscire il racconto a fumetti e poi uscire questo catalogo, se non che si è messo in mezzo la municipalità di Otranto e mi ha invitato di organizzare una mia mostra nel castello di Otranto, un posto magnifico, straordinariamente bello sul mare, dove c'era l'essenza anche veneziana, visto che i veneziani l'hanno conquistato e è appartenuto a Venezia anche per parecchi anni. Allora ispiravo Venezia, perché c'era qualche leone di San Marco in giro. Allora, pensando di fare questa mostra, di fare delle cose nuove, ho deciso di anticipare la storia dei mari del sud attraverso il racconto di questi acquerelli che sono altri, che sono, spero per chi li guarda, per chi avrà il libro tra le mani, sono una sorta di viaggio nel mare, nei gabbiani, nelle cose, è una sorta di catalogo che viene proprio dalla mostra che avevo fatto a Otranto. Se no che Franco gentilmente mi ha ospitato per la terza volta e ho detto perché non fare i mari del sud, visto che abbiamo i libri, avevamo la cartella, che poi è venuta fuori anche la cartella, e avere anche i 12 acquerelli che sono qui presenti, che poi di riflesso a tutto ciò io avrò una mostra importante di più di 100 mie opere vicino a Parigi. Pensando ai mari del sud, nell'interno c'è anche un piccolo racconto su un indigeno che ha questo sogno, è una cosa brevissimo, però racconta, è romantico, perché questo è un sogno che lo insegue da parecchio tempo, va a incontrare lo stregone del posto, gli racconta il sogno e avrà una fine poco sognata. Comunque sì, è una specie di
vi piace. Io sono rimasto, per esempio, mi ricordo la volta precedente, quello mi è veramente rimasto, perché quando abbiamo fatto la presentazione anche dell'opera dell'anno scorso, c'era tutta la storia che riguardava esatto. Quello che mi ha colpito per arrivare alle tavole poi di Val di Cassi, quelli che hai fatto la storia lì, è proprio il viaggio che hanno fatto lui e Ugo Pratt nella Patagonia, nelle zone proprio dove sono passati questi due protagonisti. Questo per dire una cosa sola, che dietro a un lavoro che voi potete vedere così su una semplice illustrazione c'è tutto un altrettanto lavoro, come ho detto prima, di ricerca che poi va interpretata con la chiave creativa dell'artista. E questa è una cosa fondamentale, non da poco. Se qualcuno vuole fare delle domande, siamo qui. Se puoi raccontare qualche aneddoto, perché è una storia molto avvincente, molto bella, è molto bambini, perché io non la conoscevo, e quindi magari... Tutto nasce da una proposta che aveva fatto a Ugo Pratt la casa editrice francese Castelman, dove chiedeva a Pratt di raccontare la vicenda di questi due banditi che poi erano Sundance Kid e Butch Cassidy, che erano questi due banditi americani nati nel Missouri, tra cui hanno tratto un film molto bello e simpatico, avventuroso, ironico, che è, dove i protagonisti sono Paul Newman e Robert Redford, che è un film molto bello. E questi due banditi appartenevano a Mucchio Selvaggio, che era questa specie di banda del Missouri di banditi di tagliagole. A un certo momento decidono di fuggire dalla Pinkerton, che era questa agenzia negli Stati Uniti che ricercava i banditi, e vanno in Argentina. In Argentina sentono che esiste un posto che assomiglia al Missouri e decidono di partire e andare giù nel Chubut, che è Cholila, vicino a Rio Negro. Non è la Patagonia quella dei documentari, la Patagonia che vedete con le orche, con le cose, è la Patagonia sotto le Ande, una Patagonia dura, fatta di niente, di nulla, di estensioni incredibili, una casa ogni 300 km, sì e no, di cavalli, di animali che vengono investiti. È tutto un mondo così lontano, cioè, i bambini studiano con la radio, adesso per fortuna c'è il computer, ma quando siamo stati noi i bambini studiavano con le cuffiette, con la radio, erano collegati a Buenos Aires, a Rosario, avevano gli scenari. È un posto dove non c'era nulla e loro tranquillamente lì stavano bene, perché contrabbandavano i cavalli, rubavano i cavalli agli argentini e li vendevano alla milizia nelle Ande, attraversavano le Ande e vendevano i cavalli, lì stavano da Dio, non c'erano banchi da svaligiare e la polizia è pressoché inesistente, se no che alcuni responsabili della banda che erano con loro cominciano a uccidere la gente, a essere prepotenti, bevevano. Questo è stato una delle cause maggiori, finché alla fine la milizia argentina si accorge di loro e per loro diventa la fine. Allora c'era tutto questo immaginario, perché si raccontava che esistesse ancora la casa dove loro avevano vissuto in un ménage à trois con questa maestrina che si era innamorata di entrambi ed erano finiti a vivere insieme per 3 anni in Patagonia, cioè nel niente, nel nulla, finché poi loro fuggono dall'Argentina, vanno in Bolivia e lì c'è questa ultima rapina che il film racconta, e il film si interrompe quando loro escono per sfuggire e si ferma l'immagine, però dietro a tutto questo le ultime ricerche, tra cui c'è un libro bellissimo di Robert Redford che, preso da questa situazione, ha fatto tutta una ricerca personale sua, ed è uscito che Sundance Kid e Eta Place, come si chiamava la maestrina, sono finiti nel Cile, mentre Butch Cassidy è fuggito, andato in America e poi in Canada, dove la sorella, che si chiamava Uta, che era vivente fino a pochi anni fa
nel Missouri, è morta quasi centenaria, e lei aveva una lettera di lui che le scriveva dal Canada, dove viveva contrabbandando armi per la rivoluzione irlandese, una cosa molto bella, romantica, poetica, perché Cassidy veniva di estrazione era irlandese lui stesso. E lì noi siamo andati là in mezzo a niente, è stata tra virgolette sì, con i mezzi moderni, però è stata un'avventura, perché poi siamo finiti fuori strada, ci siamo impattati con la macchina e tutto, sempre di più scarpone, vivevamo dentro a questi rifugi che erano indicati in una mappa, perché il governo argentino metteva a disposizione dei rifugi dove non c'era solo l'acqua a pompa e delle brande, perché metteva a disposizione per i sindacalisti che andavano ogni anno a sentire le lamentele di gaucho e dei pastori di pecore che stavano là. È stato bello. Questo è per dire quanto Pratt teneva a questa cosa, perché poi il fatto di essere sul posto per alimentarsi dell'atmosfera, perché è successo che eravamo a Losanna, dove stavamo disegnando le Elvetiche, è uscita una lettura su Montségur, che era l'ultima roccaforte dei Templari nei Pirenei, e lui ha chiamato i tassieri e siamo finiti nei Pirenei. Un'altra volta stavamo facendo una storia di guerra, aveva letto una cosa sulle Ardenne, ha chiamato i tassieri e siamo finiti nelle Ardenne. Cioè, per lui poteva anche permettersi, però uno dice, però alla fine è stato così. Una cosa che io posso dire mia personale è che quando, dopo aver disegnato la trilogia di Deerfield, che era un villaggio negli Stati Uniti d'America, nel Massachusetts, ho fatto 3 libri su questa storia, questa vicenda vera. Il villaggio esiste ancora e grazie a un mio amico che è qui presente, Federico, abbiamo preso una macchina e siamo andati là e finalmente, lì ho anche capito quando significava per Ugo Pratt toccare sul posto le cose, perché andare là e trovare questo villaggio che è quasi intatto, rimasto come era nel Settecento, perso nei boschi del Massachusetts, e vedere le case che avevano vissuto questa cosa 300 anni prima è stato magnifico. Ecco. Alla fine insomma sei rimasto uno degli ultimi disegnatori di avventura, no? E c'è questo connubio viaggio avventura. Adesso c'è questa mostra sui mari del sud, era fuori il fumetto breve, insomma, che racconterà una storia sempre di avventura frente ai mari del sud. E io volevo sapere una cosa: tu hai molto successo in Francia in questo momento, cosa dicono i francesi di questa tua situazione fumettistica, vecchio stampo, dedicata all'avventura, al bianco e nero, insomma le cose diciamo che si facevano 20 anni fa, insomma, in un mondo come oggi dove c'è da zero calcare ai colori fatti in computer. Un piccolo excursus che parte dall'avventura e arriva alla Francia, insomma. Disegnare lettura è la cosa che si può fare meglio, perché le mie radici vengono da quello. I tempi sono cambiati, i giovani sono più smaliziati. A livello del mio lavoro devo dire che seguo una sorta di linea nostalgica. Succede che in Italia, quella volta che a Luca Comics, che non faccio dediche ai giovani, la fascia che acquista i miei libri è quella legata alla mia età, cioè questo è una sorta di racconto sulla nostalgia, perché è vero che sono cambiati i tempi, sono rimasto uno dei pochi che continua a fare questo tipo di racconto legato all'avventura romantica, se si può dire, perché adesso io sto finendo, come ho detto, finirò per aprile Mari del Sud, ma già ho in programma di fare il mio prossimo libro. Per l'anno prossimo non so se riesco perché è complicato, la storia è scritta a metà, perché tra l'altro io sottolineo che me le disegno e me le scrivo, nel senso che preferisco fare le cose da solo e meglio è, perché poi quando lavori, ho lavorato un sacco di volte, è capitato di lavorare assieme agli altri, è sempre difficile perché qualcuno deve adattarsi, io sono difficile da adattare, le cose non vengono mai bene come vorresti. Per
preferibile, come diceva Pratt, fai le cose da solo, fai le cose tue, le cose che ho preso al volo, e faccio le cose mie. In quanto alla Francia, io fortunatamente per me è un momento bello in Francia, perché sono considerato, sono premiato, sono autore d'onore in 2 o 3 posti, hanno fatto un francobollo le poste francesi, hanno fatto un francobollo con il mio disegno, cosa che in Italia neanche puoi pensare. In Francia sono considerato, adesso in Francia, dicevo, mi faranno questa mostra grande, ho un sacco di appuntamenti da mantenere, perché ritrovano in me, in maniera diretta, adesso non voglio arrivare così in alto, però ritrovano in me quell'atmosfera, quel racconto che era di Ugo Pratt. Loro hanno amato in maniera assoluta, quasi Ugo Pratt è stato, cioè lo consideravano francese, però era una bandiera cortomaltese, è un eroe francese più che italiano. Cioè le differenze delle vendite di Ugo Pratt erano 600.000 in Francia e 27.000 in Italia quando arrivava al massimo, cioè, per dire la differenza, l'innamoramento che loro avevano di considerare cortomaltese e francese. Infatti anche per Pratt la grande riconoscenza che ha avuto del suo lavoro, pur avendo lavorato 20 anni più in Argentina, avendo lavorato anni in Inghilterra, avendo lavorato in Italia, la vera considerazione e il ritorno gli è stato dato dalla Francia. Lì l'hanno considerato, l'hanno fatto maestro con la Legione d'Onore, insomma uno che venendo da Venezia, dall'Italia, è riuscito in Francia a essere considerato uno, perché in fondo lui era stato uno dei più grandi artisti del secolo scorso, perché cioè, dobbiamo ringraziare Pratt, si è rotto anche le schematiche del fumetto, portando il fumetto dalla vignetta così, portandolo alle campiture dei quadri rotti con gli ingrandimenti di Batman e la poesia dei suoi acquerelli, che poi è indefinibile, no? Però cioè, questo è la Francia. C'è Dominique Petitfaux, che è in assoluto il più grande, il più importante biografo di Ugo Pratt, che è venuto a Angoulême 2 mesi fa. Io stavo disegnando, viene tutti gli anni a salutarmi e mi ha detto: lei sei l'unico che mi riporta a Ugo Pratt, che mi dà la nostalgia, mi dà le cose, mi riporti con le storie di questo, perché anche in Francia c'è stata un'evoluzione del fumetto che tende a essere più complicata, a essere più difficile, più raccontata. C'è stata questa sorta di come si dice, di entrata dentro il fumetto di quello che chiamano le graphic novel, no? Cioè il fatto che un autore deve in ogni caso sentirsi importante, perché non gli basta più il fumetto, deve raccontare se stesso attraverso la graphic novel. E allora non è che sia importante, dove una volta il disegno era importantissimo, perché raccontavi attraverso le immagini, adesso il disegno è andato in seconda parte, a differenza di un racconto dove diventano le cose intimiste, dove uno racconta se stesso, le sue vicissitudini amorose, i tormenti, le cose, e diventa difficile da gestire. E il fumetto aveva bisogno invece di racconto, di evasione. Una volta il fumetto era quello che ti permetteva la sera di ritornare da lavoro, di isolare dalla gente, dall'autobus, dai casini da Vaporino, arrivavi a casa, avevi letto mezzo Tex, mezzo Zagono, mezzo non so che fumetti che una volta, o l'Intrepido, cioè il fumetto ti accompagnava, ti permetteva una chiave per uscire da reale. Adesso è tutto più complicato. Bene, io direi che passiamo alle dediche dopo questa brevissima presentazione da parte di Lele di Vianello, che è sempre un piacere sentire, perché dietro c'è la storia del fumetto, dietro c'è la storia dell'illustrazione, dietro ci sono percorsi che hanno fatto la storia e stanno ancora più insieme. Grazie Lele. Grazie a voi, grazie.
Grazie.